Consegnati oggi i lavori di ampliamento e adeguamento del pronto soccorso di Agrigento, rispettati i lavori del cronoprogramma per il direttore dell'ASP Capodieci. Bollino rosso e nero per il fine settimana, i consigli dell'ANAS. Incontro tra gli agricoltori e il Consorzio di Bonifica 3 per fronteggiare l'emergenza idrica. Intanto la Regione stanzia 15 milioni di euro per gli interventi nell'agricoltura contro la crisi dell'acqua. Controlli dei carabinieri a San Leone per la Movida, sanzionato un locale per una festa non autorizzata e musica ad alto volume. A San Biagio Platani la festa degli archi d'estate e quella del pane, organizzata dalla rete d'impresa per promuovere i prodotti tipici sicani. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TVA Notizie. Oggi buone notizie arrivano dall'ospedale di Agrigento, consegnati formalmente questa mattina i lavori di ampliamento e adeguamento strutturale del pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento. Al recente annuncio dell'imminente avvio dell'intervento di globale rifacimento dell'area di emergenza-urgenza dell'ospedale agrigentino, il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Capodieci, nel rispetto del cronoprogramma, ha fatto seguire immediatamente le operazioni di consegna presenziando di persona oggi all'apertura del cantiere. I lavori per un corposo investimento di circa 820.000 euro sono stati aggiudicati all'impresa Madonita MC SRL di Ganci, che in sede di gara ha offerto un ribasso del 35% sull'importo di base d'asta, secondo un preciso piano di rientro in ordinario delle attività di realizzazione di importanti opere sanitarie in Sicilia, previsto per le aziende sanitarie dell'isola dopo lo stato emergenziale dettato dalla crisi pandemica. La gestione dell'iter per l'intervento di rifacimento del pronto soccorso del San Giovanni di Dio è stata recentemente assunta dall'ASP di Agrigento. L'iniziale gestione diretta da parte dell'ex struttura commissariale emergenza Covid-19 della regione siciliana. Bollino nero e rosso per il fine settimana, sentiamo i consigli dati dall'ANAS. Arriva il terzo fine settimana di grande esodo estivo che si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. Bollino nero in particolare nella mattinata di domani sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto. Lungo la rete ANAS, per il secondo weekend di agosto è atteso traffico in costante aumento nella settimana di Ferragosto. Ci saranno spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare e al sud. Per chi si mette in viaggio è importante più che mai seguire una serie di accortezze. Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio. Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua. Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori. Non assumere sostanze alcoliche o droghe in particolare prima o durante la guida. Tutti i passeggeri e il guidatore devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori. Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra, mantenendo la distanza di sicurezza. In caso di stanchezza o sensazione di sonno, fermarsi sempre in sicurezza in area di servizio per riposarsi e recuperare le energie psicofisiche. E infine non distrarsi mai alla guida. Sono 3 i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo. Visiva, non guardare la strada. Cognitiva, non porre attenzione alla guida. E manuale, avere le mani impegnate. Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it. Incontro tra gli agricoltori del comprensorio Saccenza e il Consorzio di Bonifica 3, che ha espresso ampia disponibilità a fronteggiare la crisi idrica. Ecco come. Vediamo il servizio di Tropiano.
Il lago Arancio ha una disponibilità per gli usi irrigui in agricoltura del comprensorio saccense che permetterà di irrigare i campi per le prossime settimane, quanto emerso nel corso di un incontro con il commissario del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 Baldo Giaraputo, convocato dall'amministrazione comunale, che si è svolto ieri nella sala giunta del comune di Sciacca. L'incontro è servito a fare il punto sulla situazione idrica, sulla disponibilità di acqua a favore del comparto agricolo, sugli interventi in corso a vari livelli per fronteggiare la crisi, per illustrare aiuti e benefici. I rappresentanti degli agricoltori hanno manifestato preoccupazione ed evidenziato le difficoltà di questa fase acuta di emergenza con produzioni danneggiate dalla siccità, chiedendo garanzie. Il commissario del Consorzio di Bonifica Baldo Giaraputo ha detto anche che dal 15 settembre si attiverà il sistema di utilizzo delle acque reflue del depuratore di Castelvetrano per il comprensorio trapanese e che si farà lo stesso intervento nei prossimi mesi con le acque reflue del depuratore di Sciacca, aumentando così la disponibilità destinata all'irrigazione dei campi. Rispondendo ad una precisa richiesta dei rappresentanti degli agricoltori, il commissario Giaraputo ha anche dato la propria disponibilità alla distribuzione di acqua per usi irrigui anche il sabato fino alle ore 17. E sempre in tema di crisi idrica, 15 milioni sono stati stanziati per interventi in agricoltura dalla regione siciliana per cercare di attenuare la crisi idrica. Si tratta di fondi stanziati con la manovra finanziaria approvata agli inizi di luglio dall'Assemblea regionale siciliana. L'approfondimento da Palermo. Sono 15 milioni di euro gli interventi in conto capitale finanziati dalla Regione siciliana per fronteggiare gli effetti della crisi idrica sul settore agricolo. Si tratta di fondi stanziati con la manovra finanziaria. La Commissione Attività Produttive di Palazzo dei Normanni, alla presenza del neoassessore all'agricoltura Barbagallo, ha dato parere favorevole all'avviso pubblico firmato dal dirigente generale del Dipartimento Dario Cartabellotta, che stabilisce le modalità di attuazione della norma. Le risorse saranno destinate all'80% alle istanze degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e al 20% ai comuni. È un aiuto concreto agli agricoltori ed enti locali siciliani, afferma il presidente della regione Renato Schifani, in un momento di grave difficoltà per la persistente siccità. Ma il provvedimento va oltre, creando i presupposti affinché in futuro non si arrivi più a questo punto. Per questo il mio governo, oltre a lavorare pancia a terra per contenere l'emergenza, sta mettendo a punto le misure più idonee per farci trovare pronti in occasione di nuovi eventi estremi. I pozzi e gli impianti di raccolta e di accumulo di acqua che saranno finanziati serviranno infatti anche per eventuali future crisi alle quali dovremmo far fronte, visto l'ormai conclamato cambiamento climatico. Possono essere finanziati interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico, di costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta d'acqua, la realizzazione di nuovi pozzi oppure per il miglioramento di quelli esistenti. Sono finanziabili anche nuovi impianti di mini desalinizzazione. Sarà possibile coprire, in ossequio ai regolamenti dell'Unione Europea, l'80% degli interventi realizzati dagli agricoltori e il 100% di quelli degli enti pubblici. Le domande potranno essere presentate esclusivamente via PEC. Serate non autorizzate, musica ad alto volume, sanzione dei carabinieri in un locale di San Leone ad Agrigento. Il servizio. Proseguono i controlli dei carabinieri di Agrigento volti a garantire la sicurezza nelle località estive più frequentate, sia per chi decide di passarli nei molti locali del lungomare, sia per chi preferisce spenderli nella tranquillità delle proprie abitazioni. I militari dell'Arma della stazione del Villaggio Mosè, nel corso di vari controlli presso il ristorante al Viale delle Dune, hanno scoperto che era in corso una serata musicale per cui non era stata richiesta la prescritta autorizzazione.
E grazie al supporto di ARPA Sicilia i militari hanno anche accertato che l'impianto acustico superava il livello di rumore previsto, arrecando il disturbo ai residenti nelle zone limitrofe. Il proprietario del locale dovrà ora affrontare una sanzione amministrativa per le violazioni in materia di pubblici spettacoli, rischiando la chiusura dello stesso locale in caso di una nuova violazione. I controlli dei carabinieri di Agrigento non si fermeranno allo scopo di garantire che soprattutto durante i fine settimana si viva un momento di divertimento e di festeggiamento svolti nella massima sicurezza, nel rispetto del riposo e del relax dei residenti di San Leone e delle aree della Movida. Oltre la spazzatura e la cenere dell'Etna, a Catania c'è un'altra emergenza, quella dei senzatetto che dormono in pieno centro nel degrado assoluto in Corso Sicilia. E questa è la situazione. Il servizio dei colleghi di Catania. Corso Sicilia è diventato un dormitorio per i senza tetto della città. Ascoltiamo i catanesi cosa ne pensano. Io penso che questa situazione debba essere risolta perché diciamo che sfocia un po' nel degrado durante la notte. Quindi c'è un po' di paura poi magari a passare, siamo in pieno centro, Corso Sicilia. Infatti. Quindi penso che debba essere risolta, quindi non lo so, le autorità competenti dovrebbero fare qualcosa per risolvere questa situazione. Sarebbe il caso che fosse più controllato Corso Sicilia, visto che dicono che sia il fiore all'occhiello, il salotto di Catania. Dovrebbe essere un attimino più controllato, certamente, perché no? Una città come Catania, che oggi ha 2 navi da crociera con circa 6.000 persone, questo purtroppo è uno spettacolo che diciamo non buono per una città come Catania, che deve essere pulita, deve essere diciamo accogliente per il turismo. Quindi le istituzioni devono pensare a sistemare queste persone e a metterle magari in strutture adeguate, tipo l'ex caserme, metterle dentro e quindi in modo che queste persone si tolgono dalla strada e non sporcano. È difficile, non si possono mandare via, però nello stesso tempo non possono portare un decoro che non è positivo per la città. Penso che è questo. Dallo stesso posto non si possono mandare via, si devono cercare qualche posto in cui magari sia per loro e sia per la gente che vive qua di poter trovare una sistemazione giusta. Non è certo un bel biglietto da visita, insomma Corso Sicilia siamo a 2 passi da Via Etnea. Questo ovunque, sì. Comunque penso che non sia ovunque, in qualsiasi posto di ogni città, penso che non sia giusto, né per il decoro né per questi poveracci che... Umanamente parlando le dici? Umanamente parlando non è giusto trovare una sistemazione molto più decorosa anche per loro comunque. Prosegue a Porto Empedocle la rassegna Premio Vigata Camilleri, stasera nuovo appuntamento di teatro con l'eredità dello zio canonico. L'approfondimento. Sesta serata oggi dalle 21:30 in piazza Kennedy a Porto Empedocle per la rassegna teatrale Premio Vigata Andrea Camilleri, organizzata dall'Associazione Terra di Vigata con il patrocinio dell'amministrazione comunale della regione siciliana dell'Enel. Vedrà salire sul palco per esibirsi la compagnia Tessere di Coccio con la commedia in 3 atti intitolata L'eredità do zio canonico. Uno spettacolo tramandato nel tempo, immutato e sempre nuovo, una commedia degli equivoci con una vena grottesca che assume in certi momenti toni farseschi. Avarizia, avidità, servilismo evidenziano i tratti negativi del genere umano con un finale ricco di sorprese. Ci sarà da divertirsi e riflettere sulle fragilità umane, sottolinea il direttore artistico della rassegna teatrale Giovanni Volpe, con accanto il direttore organizzativo Mario Silvano. Disponibili come sempre le consuete 198 sedie autorizzate dalla Questura per motivi di sicurezza pubblica, ma i posti in piedi non mancheranno di certo. Lo spettacolo è totalmente gratuito. Si è svolta ieri sera la terza sagra della Guastella Naturisa a Bonpensiere, paesino in provincia di Caltanissetta, Macaluso. Sindaco, abbiamo archiviato la terza sagra della Guastella Naturisa, devo dire una bella riuscita.
Sì, grazie. La Sagra della Questilla ormai è diventato un must dell'estate bombenzierina, è caratterizzata dalla produzione di un prodotto che viene dalle nostre radici e dalla nostra tradizione. Un prodotto povero, formato da pochissimi ingredienti, che però riesce a attrarre tantissimi turisti, curiosi e persone che vogliono provarla o che vogliono rimangiarla dopo un anno ed averla assaggiata, perché la cadenza della manifestazione è annuale. Siamo alla terza edizione, è un prodotto che è stato promozionato per la prima volta dalla mia amministrazione comunale e penso che il ritorno di presenza che abbiamo avuto quest'oggi possa dirci la lunga sulla riuscita della manifestazione. Anzi, la guastedda! Buona, buona! Sei entrato in 30 anni e non ho fatto una sigaretta. E tu mi bello, tu caraca, bello che mi fai girare, bello sei bello. Oh quanto sei dolce, oh quanto sei bello. E tu mi nuso, ma ti vedo molto che mi fa scusare, mi mette in amare. Di quanto è bello questo Vigoletta. Quando la sera alla casa io arrivo, una riposa di cucuriare, io non mi sento nel morto e nel vivo, cadendo in terra finisce così. Ma ora appena arrivo succede una guerra, mi viene a terra un machinelletto mi fa più la testa. Ai che dolore, ai che dolore. Ma io sento potenti sul cassetto, senti che tu mi dico un vero pochino di quanto è bello questo vino di cane. Nuovo appuntamento stasera alle ore 20 alle fabbriche di via San Francesco ad Agrigento per la presentazione del libro Moby Dick e altre storie dello scrittore e regista teatrale Giacomo Bonaggiuso, pubblicato da Libridine con prefazione di Gaetano Aronica. Saranno presenti lo scrittore Vito Lo Scrutato e l'editore Franco Sferlazzo. Sabato in piazza contro il ponte sullo Stretto, vogliamo l'acqua nei rubinetti. Una nuova manifestazione per dire no al ponte sullo Stretto nel momento in cui si intrecciano diversi temi, come quello dell'acqua. La Sicilia ha una rete che perde oltre il 50% di risorsa idrica, sembra banale, chi è a favore del ponte dice che questi non sono degli argomenti che possono reggere, ma voi insistete, anziché il ponte dateci l'acqua e create le infrastrutture. Assolutamente, lo slogan vogliamo l'acqua dal rubinetto e non il ponte sullo Stretto, noi lo urliamo da 20 anni. Per dire anche dal punto di vista simbolico che vogliamo le cose che sono davvero utili per il territorio. Sulla questione dell'acqua chi oggi sta nelle istituzioni davvero non dovrebbe parlare, perché tutti, dalle istituzioni locali a quelle regionali, a quelle nazionali, si portano addosso la responsabilità della situazione che c'è adesso, perché gli interventi che si raccontano ora andavano fatti prima e quindi annunciare ora che verranno fatti i lavori dopo è una cosa che non sta da nessuna parte, è una cosa assolutamente impossibile. In questo momento le istituzioni possono soltanto prendersi le contestazioni e gli insulti dei cittadini, non hanno nessun tipo di scusa, neanche quelli che avevano annunciato che avremmo avuto l'acqua 24 ore al giorno. Nessun cantiere, neanche propedeutico è stato avviato, se ne parlerà, ci dicono a fine anno, comunque agli inizi del 2025. Cosa vi aspettate da questa manifestazione? Il loro cronoprogramma, come tutti i loro cronoprogrammi, è fallito miseramente e si è incagliato contro le osservazioni del Ministero per l'Ambiente e dello stesso Comitato Tecnico Scientifico che loro stessi hanno nominato. Quindi a tutti gli effetti questa poteva anche essere considerata un'estate interlocutoria. In realtà non lo è interlocutoria, perché in questo periodo il governo ha varato 2 provvedimenti normativi gravissimi. Il primo è il decreto legge infrastrutture. Attraverso questo decreto legge loro potranno adesso produrre i progetti definitivi per fasi, cioè quello che noi abbiamo chiamato il progetto spezzatino, cioè potranno avviare dei cantieri senza avere un progetto unitario. Questa è una cosa molto pericolosa, perché gli consentirà di fare quello che noi abbiamo sempre detto, cioè il fatto che loro alla fine non vogliono fare il ponte sullo Stretto, oppure lo vogliono fare
tra chissà quanto. Allora, insomma il rischio di incompiuta c'è. Esatto, loro stanno praticamente programmando una incompiuta, perché tu puoi fare un progetto esecutivo di una parte senza sapere se tutto il resto riuscirai a farlo. L'altro provvedimento gravissimo è quello che riguarda il disegno di legge sulla sicurezza. All'interno di quel disegno di legge che riguarda tutte le forme delle manifestazioni, del conflitto eccetera, c'è una parte che riguarda anche la questione delle grandi opere del ponte sullo stretto. D'ora in poi le pene che verranno comminate ai manifestanti saranno molto gravi, addirittura anche annunciare, come facciamo noi, fermeremo i lavori del ponte, diventa un reato. Continuano gli attacchi a Pignatone, ex PM di Palermo, oggi al Vaticano, indagato con l'ipotesi di aver favorito i clan mafiosi. La corrispondenza da Trapani. A parlare Antonio Ingroia. Giovanni Brusca mi disse che il dottor Pignatone era in rapporti con uomini di mafia, che era disponibile verso Cosa Nostra. Disse che lo aveva saputo da Totorina. Trasmettemmo i verbali alla procura di Caltanissetta, dove vennero archiviati. Se c'erano ancora dei dubbi sulla virulenza dell'uragano che sta scuotendo la magistratura intorno al caso Pignatone, a fugarli arrivano le dichiarazioni di un ex pubblico ministero che è stato anche lui un'icona dell'antimafia. Ingroia era in procura a Palermo, era con Paolo Borsellino a Marsala, conosce bene sia Pignatone che il suo vice Gioacchino Natoli, magistrati di punta dell'antimafia palermitana, e che entrambi siano sotto inchiesta per favoreggiamento alla mafia. Sembra non stupirlo affatto, soprattutto per quanto riguarda Pignatone, che come magistrato dice era l'antitesi di Giovanni Falcone, il quale venne anche osteggiato in ogni modo. Pignatone, che da Palermo è approdato prima a Reggio Calabria e poi a Roma e che oggi presiede il Tribunale del Vaticano, indagato per aver aiutato Cosa Nostra e il gruppo Ferruzzi, quello di Raul Gardini, ad insabbiare l'indagine dei carabinieri della Rosse su mafia appalti, quella che svelava i rapporti oscuri dei clan corleonesi con la grande azienda del Nord. Fu quella inchiesta il movente della morte di Paolo Borsellino che avrebbe voluto portarla avanti probabilmente, e a voler affossare l'inchiesta a tutti i costi fu il procuratore di Palermo Pietro Giammanco, di cui nel 1992 Pignatone era il collaboratore più fidato. Non fu, dice Ingroia, un semplice errore di valutazione. Il problema è che Giuseppe Pignatone di quella indagine non avrebbe dovuto occuparsi, poiché toccava direttamente la sua famiglia. L'indagine, spiega Ingroia, e come apprendiamo dalle cronache, riguardava imprenditori mafiosi che avevano avuto a che fare direttamente con il padre di Pignatone. Era un ras della politica siciliana, un uomo vicino a Salvo Lima e quindi alla corrente andreottiana. Nelle carte che mandammo senza risultato a Caltanissetta c'era anche la storia degli appartamenti che i costruttori mafiosi oggetto dell'inchiesta mafia appalti avevano venduto a prezzi ridottissimi, sostanzialmente regalati alla famiglia Pignatone, dice ancora Ingroia. Tra questi c'era quello di cui godeva il dottor Pignatone in persona e dove credo abiti tuttora. E lì, in questo incredibile coacervo di interessi mafiosi, imprenditoriali e giudiziari che ora, con la fatica dei 30 anni trascorsi, se non di più, i nuovi capi della procura di Caltanissetta cercano la spiegazione della strage di Via D'Amelio. Ingroia, va ricordato, la spiegazione l'aveva cercata da tutt'altra parte, nella inesistente trattativa tra Stato e mafia, indagando Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e i carabinieri del ROS. Anche Ingroia trova sconcertante però che Pignatone, convocato dai PM di Caltanissetta, si sia rifiutato di rispondere, ancor di più, e sconcertante dice che continua a presiedere il Tribunale del Vaticano. Ma c'è di più. Potrebbe finire all'attenzione della Commissione parlamentare antimafia questa stessa vicenda giudiziaria portata avanti dai PM di Caltanissetta, che sta investendo l'ex procuratore di Roma e di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, ad annunciare l'iniziativa di portare in Parlamento le risultanze investigative dei magistrati siciliani su un presunto insabbiamento dei dossier mafia appalti e il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri,
Porteremo rapidamente in commissione antimafia la vicenda Pignatone, taglia corto il parlamentare che non risparmia un duro attacco all'attuale presidente del Tribunale del Vaticano. È davvero sorprendente, afferma anche lui Gasparri, che il dottor Pignatone non abbia ancora avvertito la necessità di sospendersi dalla delicata funzione che ricopre e ancora. L'indagine che lo riguarda investe vicende delicatissime e ci porta a momenti drammatici della vita italiana. In queste ore interviste dei suoi colleghi dell'epoca aggiungono particolari inquietanti, riproponendo vicende relative a Pignatone e alla sua famiglia mai approfondite. Il 31 luglio scorso l'ex capo dei PM di Piazzale Clodio è stato convocato in procura per essere ascoltato, un atto istruttorio durante il quale Pignatone si è dichiarato innocente respingendo le accuse, ma non entrando comunque nel merito della questione. Sabato 10 agosto a Messina torna il rally del Tirreno. Sentiamo le interviste ai protagonisti. Tengo ancora una volta a precisare, a sottolineare come la voglia di creare momenti di comunione, di collaborazione porti al rinnovato impegno che anche quest'anno, come l'anno scorso, e mi ricordava l'assessore Minutoli, dopo tanti anni, forse l'ultimo anno è stato il 2014, è tornata la tappa del Rally del Tirreno di Messina. Poco fa, prima di iniziare, chiacchieravo con qualcuno e ho chiesto un po' come va. Mi è stato detto, sono convinto che questo sia veramente il punto di partenza per fare sempre molto di più. Trovarci qui a distanza di un anno con questa ritrovata voglia di creare nel nostro territorio un evento che non è solo sportivo ma anche culturale, perché chi è in questa sala ha nel sangue questo sport, oltre il noto assessore Minutoli che ce l'ha proprio dentro, credo serva un po' alla città. Il 10 agosto quest'anno è un giorno particolarissimo, avremo 3-4 eventi in contemporanea, quindi abbiamo veramente esagerato, è una data particolare, ma sono convinto che trovando sempre quello spirito di sinergia, come si diceva all'inizio, questa giornata possa essere per i prossimi anni viatico di chissà quale altra bella novità che mi auguro si possa materializzare. Quindi sono contento, da sindaco del comune e da sindaco della città metropolitana, di vedere anche sotto i due loghi quelli di tanti comuni che quindi si stringono all'interno di questo percorso, e mi auguro che come ogni anno, al di là del lato agonistico, ci sia quella gioia e quella voglia di vivere il territorio insieme. Quindi complimenti più che altro a chi ha organizzato il tutto, perché noi ci mettiamo solamente tanto impegno per far venire le cose bene, quindi grazie a voi. Io ovviamente mi presto con piacere perché è una cosa molto bella, è una cosa che interessa il territorio. L'anno scorso abbiamo fatto questa prova a riportare un'edizione del Rally di Reno Messina. Come vedete ci è piaciuto tanto, lo abbiamo accolto e lo abbiamo messo addirittura a regime e quindi strutturato in quello che è il programma delle manifestazioni sportive più importanti che la città possa offrire. Anche quest'anno, poco fa parlavo con l'ingegnere Rinaldi, ci saranno circa 85 equipaggi, ho letto che ci sarà, lo diranno poi gli altri, ma ci sono anche piloti internazionali che verranno a gareggiare o comunque a testimoniare. Frida Bollani al Teatro di Segesta, il servizio dei colleghi di Trapani. Sì, a me la Sicilia è sempre piaciuta tanto, mi è piaciuta più che altro per il cibo, sì, lo devo dire, sono una golosa. Nel frattempo questa location sembra molto particolare, chiaramente non è una cosa, un tipo di posto in cui si capita di suonare tutti i giorni, ecco, anche se questo lavoro lo facciamo da tanto tempo. L'adrenalina c'è sempre, le emozioni sono due cose che possono essere diverse, dipende l'emozione quella che ti blocca e l'emozione quella che ti carica invece. I'm
l'emozione che carica. Faccio fatica a respirare, è incredibile, toglie il fiato, siamo in un posto magico e non lo so, mi sento veramente fortunato questa sera. Debuttare qui in Sicilia, il primo concerto in assoluto in un posto così magico, non lo so, penso devo ringraziare il Dio Fortuna, veramente è incredibile, mi manca ancora un po' il respiro. As you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I know than me, take your time. È da 3 anni che suoniamo un po' insieme, diciamo all'inizio siamo partiti con qualche ospitata, stiamo costruendo uno spettacolo insieme in cui a volte parto io, poi entra Frida, io esco e lascio lo spazio a Frida, cerchiamo proprio di costruire un percorso, un viaggio sonoro tra canzoni inedite che io ho scritto e che Frida ha scritto e qualche cover celebre di artisti internazionali e anche italiani. La chimica che è nata tra di noi sul palco e che poi si è trasportata anche al di fuori con un'amicizia veramente, veramente bella, sincera, e il fatto che lei ha un talento incredibile, questo è fuori discussione, una capacità di saper ascoltare quando suona e conferire l'arrangiamento migliore ai brani anche improvvisando, quindi è bello suonare con lei. E viva Segesta, Teatro Festival. Yeah! Linea alla regia per la pubblicità. Bene, come ultima notizia andiamo a San Biagio Platani, Archi d'Estate e Festa del Pane, per raccontare a tutti come la rete di imprese Sapere di Pane e Sapore di Olio promuove quel motto: i sicani mangiano sicano. Ieri sera, secondo appuntamento a San Biagio Platani, il servizio speciale. Archi d'Estate e Festa del Pane per raccontare a tutti come la rete di imprese Sapere di Pane e Sapore di Olio promuova quel motto: i sicani mangiano sicano. Un progetto che si inserisce tra quelli finanziati dal Galsicani per la promozione di una filiera agroalimentare d'eccellenza. E San Biagio Platani anche quest'anno per l'occasione diventa teatro di convegni, degustazioni, show cooking. Attira turisti e promuove nuove forme di rigenerazione avviando un dialogo con la farm di Favara. Per il secondo anno San Biagio Platani propone i suoi prodotti d'eccellenza, lo fa con una festa, ce ne parli perché è un momento molto importante per la promozione del vostro territorio. Sì, fortunatamente anche quest'anno siamo riusciti a realizzare la seconda edizione della Festa del Pane. È un evento portato avanti da 3 aziende locali che hanno deciso di unirsi in un ATS, stanno portando avanti un progetto finanziato dal Galsicani e l'ATS appunto ha la denominazione di Sapere di Pane e Sapore di Olio, proprio perché le 3 aziende che fanno parte di questa ATS appunto partono dalla produzione della farina, quindi la società cooperativa Terra e Vita, arrivare al panificio Frutti del Grano di Sabrina Circo, arrivare all'azienda L'Olio di Valeria di Licata Valeria. Tutte e 3 le aziende promuovono quindi i nostri prodotti e fortunatamente questa promozione avviene non solo a San Biagio Platani, devo dire che la rete ha molto girato in altre manifestazioni, in altri territori appunto per spostare anche all'esterno, far conoscere anche all'esterno le nostre eccellenze. La Festa del Pane a sua volta si inserisce in un
contesto ampio degli archi d'estate. Gli archi d'estate che sono stati realizzati grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura, un progetto presentato dal Comune di San Biagio Platani nell'ambito del bando Borghi promosso dal Ministero della Cultura. Anche questi per la seconda edizione sono stati installati lungo il nostro corso. Sono 10 installazioni con 10 temi diversi, tutti temi abbastanza attuali, temi importanti, dal riconoscere se stessi, alla violenza sulle donne, al grave problema della siccità, al bullismo, quindi temi molto forti e molto attuali. Avete anche coinvolto la Farm quest'anno? Sì, esatto. La Farm, tra l'altro, stasera ci spiegherà come realizzerà i suoi interventi previsti all'interno del progetto Rigenerazioni Archi di Piano 2030, un progetto che mira a valorizzare sì la nostra tradizione, la nostra festa, ma grazie all'intervento di Farm, e dopo lo ascolteremo nel seminario, si capirà come unire la nostra cultura con la cultura di altri artisti, quindi è questo che Farm farà, porterà altri artisti a San Biagio e i nostri artisti locali spiegheranno come noi realizziamo le nostre architetture effimere. Una rete di imprese, sapere di pane, sapore di oli, che porta San Biagio Platani per il secondo anno al centro di un grande evento, la Festa del Pane. Sì, davvero è una grande soddisfazione perché fondamentalmente finalmente abbiamo le nostre imprese, non solo di San Biagio, ma del territorio dei Sicani, stare assieme in un cluster che rappresenta un paniere e che rappresenta l'intero territorio in tutte le sfaccettature, ed è un ottimo risultato che abbiamo ottenuto con i livelli di intervento del GAL. Se in un primo livello abbiamo messo assieme le pubbliche amministrazioni e le associazioni senza scopo di lucro, in un secondo livello mettiamo assieme le imprese che operano nel territorio sia nell'ambito agroalimentare che nell'ambito del turismo, e vedere rappresentato il territorio sotto il cappello del distretto rurale di qualità dei Sicani è davvero una bellissima soddisfazione per la nostra agenzia di sviluppo locale che opera già da molto tempo nel territorio. Anche perché tra l'altro questa vostra festa ha un significato, mettere in evidenza quanto i giovani siano capaci di rimanere sul territorio e portare quella linfa che è innovazione, che è reinventarsi, che è crederci. Assolutamente sì, a me piace definirli i giovani restanti, è straordinario vedere come i giovani si formano e rientrano nelle proprie famiglie, nelle proprie aziende per condurre loro fin da subito le aziende con taglio naturalmente innovativo, sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista produttivo che dal punto di vista poi del marketing e della promozione, ed è grazie a loro che il GAL sta riuscendo a cogliere il segno e a promuovere appunto lo stare assieme, il cooperare, e questo, ripeto, per noi è un risultato estremamente straordinario. Della rete di imprese fa parte l'azienda che produce l'olio di Valeria, un prodotto particolarmente buono sia all'interno che nella presentazione. Buonasera, sono Valeria dell'azienda L'Olio di Valeria, è un'azienda strettamente a conduzione familiare. Io e la mia famiglia produciamo l'olio dal 1987 che ha iniziato mio suocero, poi abbiamo continuato noi la tradizione. Il nostro olio è molto profumato, c'è un multicultivar, perché c'è del San Benedetto che dà un po' di profumo all'olio, è molto gradito anche all'estero, allora viene molto richiesto, e poco tempo fa ci è stato dato anche il marchio vegan e siamo anche nella guida Slow Food Italia. Voi come promuovete il vostro marchio? Che risposta avete dal pubblico? Allora, oggi con i media, pubblicità, anche lo promuoviamo fuori, lo esportiamo, lo diamo ai ristoranti. Sì. E con questa rete ora stiamo partecipando, promuovendo il mangiare nostro siciliano, che è molto buono,
molto genuino di... Aspetta, taglia. Si può tagliare. Lei è giovane, Valeria, avrebbe potuto, come fanno tanti, andare via, invece ha voluto rimanere qua. Allora, sinceramente sono tornata dalla Germania. Ho conosciuto mio marito e ci siamo sposati e poi infatti con la famiglia abbiamo deciso di intraprendere le olivette di mio suocero e anche acquistato delle nostre. Abbiamo continuato questa bella tradizione e speriamo di continuare, perché se tutti vanno via è bello il nostro territorio, lo dobbiamo arricchire, giusto? Il panificio I Frutti del Grano fa parte di questa rete di imprese che propone questo pane di San Biagio Platani che è veramente unico. Ecco, ci parli di questo pane? Appunto io le volevo parlare della cuggiura. La cuggiura è il tipico pane che facciamo qua per la festa, soprattutto per la festa di Pasqua. Oltre a servire come addobbo, diciamo, negli archi, eppure è un pane che per tradizione le persone mangiano il giorno di Pasqua. È un pane fatto tutto di grano duro e poi la sua caratteristica è che ci mettiamo l'olio appunto dell'altra rete di Valeria e quindi gli dà questa appunto friabilità e questo gusto particolare. Cosa producete oltre il pane? Voi avete portato tante cose qui. Siamo un panificio a conduzione familiare e i nostri prodotti sono tipo questi biscotti secchi, facciamo, tavola calda, tutto il pane, diciamo, tanti tipi di pane, dal rimacinato a un prodotto tipico, tipo un pane tipo pugliese. Hanno la caratteristica di essere realizzati con farine particolari? Soprattutto farina di grano duro e poi c'è pure la farina della Terra e Vita. La società cooperativa Terra e Vita produce delle farine, vediamo tanti tipi di farina, ci illustri un poco qual è la vostra produzione, che differenza c'è tra l'una e l'altra, per cosa sono più adatte, vogliamo saperne di più. Va bene, allora l'azienda è l'azienda Terra e Vita, nasce nel 1991 e va avanti appunto da 4 generazioni, io faccio parte della quarta insieme a mio fratello e ai miei cugini. Qui possiamo vedere le diverse farine, tra cui molte sono prodotte appunto a pietra, macinate a pietra, mentre quella di ceci che vedete alle mie spalle è invece macinata a cilindro, infatti anche diciamo, al tocco è molto più fine. Abbiamo diverse farine, abbiamo per esempio la Russello, la Tumminia, sono diciamo delle farine più dure a livello appunto di gusto, un gusto più deciso e quindi vengono utilizzate la maggior parte delle volte per pane o pizza, mentre altre farine come per esempio la Maiorca viene invece utilizzata per i dolci perché ha un gusto più delicato. Per quella di ceci invece viene utilizzata sempre per cose come le panelle palermitane che ovviamente tutti mangiamo. E questa appunto è la differenza. Come ho detto prima, quella di ceci è invece macinata a cilindro perché deve effettivamente essere più sottile per creare appunto delle panelle perfette. Sono delle farine che coltivate voi, sono dei grani che coltivate voi direttamente? Sì, esatto, li coltiviamo noi, abbiamo diversi ettari appunto di terreno dedicati proprio ai grani e quindi alle farine e quindi sono totalmente biologiche e questo ci permette appunto di avere un'altissima appunto qualità a livello anche nutrizionale, è qualcosa proprio che fa bene al corpo e ovviamente anche al gusto. Florinda Sajeva oggi presente a queste giornate in cui San Biagio Platani celebra il territorio, i propri prodotti e anche la capacità di offrire creatività e rigenerazione. E Florinda Sajeva è qui anche per parlare di questo. Sì, assolutamente sì, perché insieme a San Biagio stiamo pensando di portare un po' di creatività che ci appartiene, di portare degli artisti, organizzando delle residenze e quindi in maniera tale da poter reinterpretare quella che è diciamo il genius loci, mixandola con la creatività di artisti che portano di respiro internazionale. Quindi oggi racconteremo questo progetto e speriamo di poter dare il via presto.
Voi porterete anche degli artisti qua per comunque fare crescere a livello di conoscenza quello che è il patrimonio culturale e dare nuovi impulsi? Assolutamente sì, perché San Biagio Platani ha un patrimonio di inestimabile valore, che è quello dell'artigianato. Cercheremo di creare un giusto connubio tra gli artigiani locali e gli artisti internazionali, perché possa avvenire uno scambio reciproco che possa arricchire sia il territorio ma anche gli artisti che poi diffonderanno il verbo dell'artigianato di San Biagio in tutto il mondo. I sicani mangiano sicano e lei questa sera ha proprio elaborato un menù che vuole mettere in evidenza la bontà dei prodotti sicani. Ce ne parli un poco, ci racconti come saranno questi piatti, come li ha creati, perché li ha scelti? La bontà e l'originalità dei piatti dei sicani, naturalmente tutti i prodotti sono sicani, iniziando dall'olio di oliva che è una particolarità. Io oggi sono rimasto meravigliato non solo dal packaging di questi oli di San Biagio Platani, ma soprattutto delle cultivar Nocellara, Biancolilla Centenaria e soprattutto un presidio slow food che è il San Benedetto, la cultivar San Benedetto, un olio abbastanza intenso, fruttato, vegetale, erba tagliata, erba appena tagliata, carciofo. Per quanto riguarda invece il fruttato sentiamo i percettori della mela. Per quanto riguarda invece i piatti che abbiamo irrorato con il nostro olio d'oliva sono formaggi prettamente sicani, e in questo caso sono due, uno a pasta filata, quindi un caciocavallo nostro della nostra zona, l'altro è un misto in crosta di pepe. E li abbiamo elaborati e abbinati naturalmente con quello che è la base, visto che è la festa del pane, comunque delle farine, li abbiamo abbinati con due composizioni, quindi il formaggio in crosta di pistacchio di San Biagio lo metteremo sopra una cialda di perciasac, quindi di un pane fatto con grani antichi. Per quanto riguarda, e quindi in questo caso è un caciocavallo proprio in crosta di pistacchio, panato col pistacchio. Invece dall'altra parte abbiamo ripreso un piatto storico dimenticato, che è un luogo comune per tutta la Sicilia, ma soprattutto qua nella zona del Platani, in particolar modo a San Biagio Platani, che è il pitirri. In questo caso l'abbiamo cercato di fare gourmet, no? Quindi l'abbiamo fatto solidificare, quindi fatto il giorno prima in modo... Il pitirri è un'antica minestra siciliana dove a base c'è ovviamente un brodo vegetale intendiamo noi dell'acqua con del finocchietto e delle erbe selvatiche, delle verdure raccolte spontanee, però il finocchietto è obbligatorio, e poi verrà legata con della farina, in questo caso di perciasac, quindi una farina abbastanza di grani antichi. Questa appena calda, quindi anche se densa, ha un aspetto diciamo di minestra per intenderci, ma appena si solidifica, anticamente lo facevano sia fritto che al forno. Noi oggi lo proponiamo al forno con un po' di pomodoro, quindi un salpicone di pomodoro, e poi ovviamente metteremo una sifonata di formaggio, quindi è l'altro formaggio che è il misto in crosta di pepe che abbiamo diciamo reso liquido, e poi lo andiamo a sifonare con l'attrezzo adatto.
Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i programmi si potranno vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, la replica alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino sull'LCN 93 di Video Sicilia e ovviamente in streaming su www.televideoagrigento.tv. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.